Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, l'attualità e gli approfondimenti sui principali temi della giornata. Dalle 12:45 poi il consueto ormai approfondimento politico in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 di settembre. Cominciamo subito con la cronaca, con il giallo della morte dei due imprenditori di Rovigo trovati morti a New York. La polizia propende per un'intossicazione alimentare o un'overdose, ma da Rovigo i familiari rigettano ogni ipotesi legata alla droga. Da New York a Rovigo, l'attesa di due famiglie nell'angoscia è legata a quanto emergerà con l'autopsia sui loro corpi. Per la polizia, secondo i media americani, si va dall'intossicazione alimentare fatale all'overdose. Al momento è esclusa l'ipotesi di una morte violenta per Alessio Picelli e Luca Nogaris, i due imprenditori di Rovigo, il cui sogno americano si è infranto tragicamente in un appartamento di Manhattan. I loro profili social negli ultimi tempi mostravano numerose immagini della grande mela, occasione d'oro per il lavoro. Il 39enne Nogaris, un matrimonio alle spalle e padre di 3 figli, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre il 48enne Picelli, originario di Villa Dose, era un redattore di interni, contitolare di un negozio di arredo e design, che dal 2019 si spostava spesso negli States per lavoro tra Miami e New York. Erano stati raggiunti nella metropoli da un amico con il quale stavano studiando il progetto di ristrutturazione di una casa che era stato loro commissionato. L'ultimo viaggio, un mese fa, è stato proprio il collega, rincasando a tarda sera, a trovarli. Stando a quanto ricostruito dal New York Daily News, proprio nella camera gli agenti avrebbero rinvenuto vicino ai corpi alcuni accessori legati a sostanze stupefacenti. Ma saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause del decesso. 2 giorni fa il Consolato Generale dell'Italia a New York, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che sta seguendo con grande attenzione il caso. A Rovigo le famiglie distrutte rigettano con forza l'ipotesi dell'overdose. Per ora resta il dolore e restano quelle immagini felici di 2 veneti che sognavano un'occasione che passa poche volte nella vita, ma che è terminata in un appartamento preso in affitto nella 29ª strada. E ora la tragedia di Stanghella, un rosario questa sera per ricordare Anita Bertazzo e Pamela Breseghello prima delle esequie che si terranno domani pomeriggio nella chiesa di Stanghella. Il paese è ammutolito dal dolore. Adesso ci sarà un altro momento, venerdì alle ore 21 e poi sabato pomeriggio alle 16 il funerale qui in chiesa a Stanghella per tutte e due, per Pamela e anche per Anita. È Don Francesco Lucchini, parroco di Stanghella, ad annunciare il percorso che accompagnerà l'ultimo saluto ad Anita e Pamela, mamma e figlia che hanno perso la vita annegate nel Gorzone dopo che la loro auto era uscita di strada. Il paese della Bassa Padovana si interroga sul perché le 2 donne percorressero quella strada, un argine molto stretto che non è la via diretta a nessun luogo. Un mistero che verrà svelato dall'indagine dei carabinieri. Intanto si pensa al funerale delle 2 donne che domani verranno salutate insieme alla comunità di Stanghella e Solesino. Molte le persone attese nonostante il fine settimana ferragostano, tanto che si stanno allestendo altoparlanti anche fuori dalla chiesa per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Dopo verranno accompagnate al cimitero di Solesino, dove verranno seppellite insieme, una vicino all'altra. In molti le conoscevano per la loro professione e per l'impegno attivo all'interno delle 2 comunità della Bassa Padovana. Negli ultimi anni Pamela accompagnava le 2 figlie di 6 e 9 anni alle attività che la parrocchia di Stanghella organizzava. Pamela insieme a Francesco e le sue bambine frequentavano la nostra parrocchia, anche se vivevano a Solesino, perché la vita di Pamela anche per il lavoro era qui a Stanghella, quindi è sempre stata fatta la scelta preferenziale per Stanghella, sia per le scuole come anche per la frequentazione della parrocchia. Ed ora la tragedia sul lago di Lavarona. È stato trovato ieri pomeriggio il corpo del 17enne originario di Lonigo che da martedì era disperso nelle acque del lago.
È stato ritrovato senza vita il corpo del giovane di Lonigo disperso nelle acque del lago di Lavarone. 2 giorni di ricerche incessanti, l'angoscia e la speranza di familiari e amici. Oggi pomeriggio il ritrovamento del corpo di Willy Nguettia, il ragazzo 17enne scomparso martedì in Trentino dopo un tuffo che gli è stato fatale, ingoiato dalle acque mentre era in pedalò assieme al fratello in un campo scout. E la vicinanza della comunità di Lonigo, dove abita il ragazzo, si fa sentire ancora di più, stretta attorno al dolore della famiglia. Oggi campeggia l'incredulità per il destino del giovane, originario della Costa d'Avorio, residente nella cittadina della provincia di Vicenza con la famiglia da 1 anno, inserito nel gruppo scout locale. Vigili del fuoco, sommozzatori e volontari che hanno lavorato incessantemente scandagliando i fondali con l'ausilio di strumentazioni sofisticate per poter individuare qualcosa nelle acque profonde del lago tra i fondali melmosi, dai quali oggi è stato recuperato il corpo del giovane. Una tragedia che ci ha toccato profondamente, spiega il primo cittadino di Lonigo, che continua: l'amministrazione garantirà qualsiasi tipo di supporto alla famiglia. Ed ancora cronaca dal Vicentino, è stato denunciato un molestatore seriale, l'uomo si appostava nel centro di Costabissara. Sentiamo. Denunciato per atti osceni e molestie, si tratta di un 50enne incensurato di Valdagno che nelle notti di luglio si appostava nel centro di Costabissara con il suo SUV bianco alla ricerca di giovani ragazze da molestare, mostrando le sue parti intime. Gli uomini della polizia locale hanno individuato l'uomo dopo una serie di denunce ricevute dalle vittime e dopo un'attenta attività di indagine supportata anche dall'apporto della videosorveglianza sul territorio bissarese. Le vittime sarebbero state avvicinate con una scusa di informazione per poi iniziare a denudarsi davanti a loro, inseguendole per diverse vie del paese. Il molestatore è stato segnalato per il reato di molestie o disturbo alle persone, punito con l'arresto e un'ammenda fino a 516 euro, oltre alla violazione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico, che prevede una sanzione di oltre 10.000 euro. E torniamo nel Trevigiano, fiamme nella notte sul Monte Cesenna tra Valdobbiadene e Miane, al lavoro i volontari antincendio e i vigili del fuoco. Una notte di lavoro per i volontari AVAB di Valdobbiadene e Miane e i vigili del fuoco. Le fiamme lungo il bosco del Madeanna sul Monte Cesenna rischiavano di innescare un rogo incontrollabile, ma l'intervento immediato ha scongiurato l'ipotesi. Un incendio divampato da alcune cataste di tronchi per cause in fase di accertamento. Ore difficili perché le fiamme, apparentemente domate tra l'1 e le 2 di notte, hanno ripreso vigore velocemente, non consentendo di chiudere le operazioni. Solo più tardi si è potuto tirare un sospiro di sollievo, ma i volontari stanno tuttora presidiando il luogo per evitare ulteriori ripartenze di focolai dopo aver bonificato l'area. Sul posto anche il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese e i carabinieri per indagare sulle cause del rogo. Un escursionista scivolato su un sentiero è rimasto ferito e bloccato nel corso di un'escursione nel Vicentino. A salvarlo l'allarme lanciato dalla sorella. Siamo a Crespadoro. Crespadoro, un escursionista 60enne di Arzignano, è stato salvato dal soccorso alpino di Requaro Valdagno dopo essere scivolato dal sentiero che porta a Cima Telegrafo. L'uomo, in compagnia della sorella, era partito ieri mattina da Durlo, in Valle del Chiampo. La donna, dopo essersi fermata per una pausa, aveva lasciato proseguire il fratello dandosi appuntamento più tardi. Invece, dopo averlo atteso invano per ore, la donna si è precipitata a valle a lanciare l'allarme. 2 le squadre di soccorritori, partiti immediatamente da Arsiero per raggiungere Rifugio Bertagnoli, hanno alla fine individuato l'escursionista che dopo una caduta era rimasto immobilizzato avendo riportato un trauma alla caviglia e numerose scoriazioni. Il 60enne è stato imbarellato e dopo un'ora e mezza di cammino è stato affidato alle cure dei sanitari che in ambulanza lo hanno trasportato all'ospedale di Arzignano. Si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Tempio di Ormelle i funerali di Alessandro Feletto, ragazzo morto martedì pomeriggio all'incrocio tra via Roma e via Campagnola, dove a bordo del suo scooter si è scontrato con un furgone. La cerimonia si terrà appunto alle 10 e sarà preceduta questa sera sempre nella chiesa di Tempio alle 20 da un rosario a officiare. La cerimonia sarà
Don Massimo. In giornata è infatti arrivato il nulla osta da parte della procura dopo che i carabinieri hanno depositato i rilievi e gli atti di indagine. Viene confermato il fatto che non sarebbero emerse responsabilità specifiche nei confronti della 29enne che guidava il furgone. E restiamo nel Trevigiano perché sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri nella parafarmacia di Maserata. Un uomo è entrato nell'esercizio commerciale armato di coltello e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, poi è fuggito a piedi. Sono ancora in corso le ricerche. Una rapina avvenuta in pochi minuti. Secondo i testimoni, 2 sarebbero gli uomini che tenevano sotto controllo la parafarmacia in viale Caccianiga. Hanno girato nella zona per diverso tempo, tanto da insospettire la dottoressa. Aveva allertato anche il titolare dell'agenzia immobiliare che si trova accanto. Era un'ora che andavano avanti e indietro. Lei ha detto sono un'ora che vanno avanti e indietro delle persone mai viste. Tutto poi è precipitato in poco tempo. La dottoressa è rientrata in parafarmacia. Ho detto vabbè, stiamo un po' attenti. Ho detto va bene, io torno in parafarmacia, voi date un'occhiata se ci sono problemi. Saranno passati 20 secondi. Lei ha telefonato ai carabinieri, ha messo giù il telefono, quindi i primi 10 secondi, i successivi 10 è entrato dentro. Uno probabilmente al palo e uno è entrato dentro. Armato di un coltello da cucina e con gli occhiali da sole, si è avvicinato alla donna, gliel'ha puntato alla gola, voleva i soldi in cassa. Lei ha tirato fuori tutto quello che aveva e gliel'ha consegnato. Si tratta di un bottino di qualche centinaia di euro. Sono stati attimi di terrore per la donna, che è rimasta leggermente ferita. Probabilmente si è anche difesa perché aveva un taglio alla mano e un piccolo taglietto alla gola, per cui un po' sotto shock naturalmente. E i carabinieri erano allertati, ma era un'allerta dovuta non guardi che sono stata rapinata, era attenzione che ci sono. È stato tutto veloce. All'arrivo dei carabinieri la rapina era già stata messa a segno. I 2 sono poi fuggiti a piedi, immediatamente è scattata la caccia ai malviventi. E sono uscito e la signora è uscita, era là, aiuto, eccetera, eccetera. La paura ora è molta, non tanto per me, ci dice. C'è mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. Nelle prossime ore i carabinieri guarderanno le immagini della videosorveglianza. Forse i 2 rapinatori sono stati immortalati. La dottoressa è sotto shock ma sta bene. La parafarmacia rimarrà chiusa per qualche giorno. Ed ora parliamo di inflazione e di caro vita che sta creando non pochi problemi a tante famiglie ed imprese. Abbiamo con noi, e lo ringrazio per essere in collegamento, Adriano Bordignon, direttore del Centro Famiglia di Treviso. Buongiorno Bordignon, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti. Ecco, sì, ora la sento. Allora, dicevamo, inflazione, sono stati diffusi proprio nelle scorse ore i dati dall'Istat, rielaborati poi anche dalle associazioni dei consumatori. L'Italia è al 7,9%, inflazione su base annua tra luglio 2021 e luglio 2022. La nostra regione supera quella che è la media nazionale con l'8,5%, Treviso leggermente sotto, 8,4%, ma ci sono altre città del Veneto che superano abbondantemente oltre il 9, come per esempio Verona. Quantificandolo, no, Bordignon, questo rincaro significa una bella botta di soldi in più ogni anno per le famiglie da tirar fuori. Sempre secondo i dati che sono stati elaborati dall'Unione dei Consumatori, sempre su base delle rilevazioni dell'Istat, il rincaro per una famiglia media è di 1.955 euro all'anno, famiglia media che però di fatto non esiste perché sarebbero 2,3 componenti, quindi la famiglia diciamo reale, 3 persone 2.436 euro, 4 persone, mamma, papà e 2 bambini 2.656 euro all'anno, quindi ben più di una mensilità di un normale stipendio, Bordignon. Sì, la situazione
molto complicata per le famiglie e con questo autunno che sta arrivando prevede di essere ancora più complicata. Si parla di cifre di 2.600 euro di costi in più per le famiglie con 2 figli e il Veneto è al terzo posto in questa poco lusinghiera classifica. Abbiamo 2 città del Veneto, Verona e Padova, che sono la flop 10, cioè nelle peggiori. Per acquistare prodotti necessari al nostro paniere abbiamo un aumento significativo dei costi che sono costi che non si possono tagliare, non si tratta di beni. Non la sento molto bene, va via la voce ogni tanto. Ecco, vediamo se riusciamo un attimino a sistemare, perché c'è l'audio che va e viene. Allora, intanto, così magari diamo anche il tempo alla regia di verificare, abbiamo un servizio che ha realizzato la nostra redazione di Vicenza proprio ieri, andando a verificare con dei consumatori che cosa significano questi aumenti per una famiglia quando si va a fare la spesa. Vediamo intanto il servizio. Puoi venire? Ecco, allora aspetti un attimo, dalla regia vediamo se riescono a mandare il servizio borsa della spesa di Vicenza relativamente appunto agli acquisti. Frutta, acqua sul podio dei rincari nel carrello della spesa. Un salasso per il portafoglio dei vicentini, come rilevano i dati dell'ufficio statistica del comune relativi al mese di luglio. Prezzi dei beni alimentari che in generale continuano a salire di mese in mese, con una variazione annuale arrivata al più 10,8%, dove spicca la variazione di un più 8,7% relativa a bevande e verdura. Alimentari? Ecco, in primis. Negli alimenti. Sì. Ma sono cambiati dove? Frutta, verdura? In generale tutto. Sono cambiati il vostro stile di vita? Più o meno, eravamo a risparmio anche prima, per cui non è cambiato moltissimo. Supermercati più economici ovviamente e la frutta e la verdura dai contadini. Sappiamo quello che mangiamo e si paga molto meno che al supermercato. O la carta igienica che non sembra, oppure anche qualsiasi tipo di carte. Non si parla di verdure, di frutta e pasta, riso. Il riso è aumentato in una maniera strepitosa. Ad incidere sul costo della vita restano le voci relative ad abitazioni, elettricità, combustibili, il cui aumento in un anno è quasi del 25%. Dato mensile in maggiore diminuzione è quello del gas. Però dappertutto è aumentato. Io ogni mese ho una bolletta, non riesco a capire. Variazione mensile al rialzo per la voce trasporti, così come rincarano anche i servizi ricettivi e di ristorazione, in cui il dato in maggiore aumento mensile è quello relativo alla voce servizi di alloggio, rincari in generale che portano i vicentini a tirare la cinghia. Guardiamo di più perché noi siamo pensionati e naturalmente quello ci arriva in tasca. Sì, dobbiamo in qualche maniera fare sì che i soldi ci devono per forza bastare. E sto molto attenta a confrontare i prezzi, per me sono quelli di frutta e verdura. E dove va a comprare? Beh, generalmente vado nei negozi molto grandi di frutta e verdura dove ci sono offerte. Un luglio in cui i prezzi al consumo per i vicentini hanno pesato dell'8,6% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ecco, allora questa è la fotografia, diciamo, che è stata effettuata a Vicenza proprio ieri tra i consumatori che facevano la spesa. Bordignona, allora dicevamo, no, è un vero e proprio salasso per le famiglie che rischia di peggiorare ulteriormente il prossimo autunno. Sì, si tratta di un vero e proprio salasso per le famiglie, anche perché non si tratta di spese voluttuarie, ma sono parte fondante di quelli che sono i costi obbligati per ogni famiglia, i costi del gas, dell'affitto, delle tasse per l'asporto rifiuti e dei beni di prima necessità. Con l'autunno la prospettiva è ancora peggiore, soprattutto per le famiglie con figli, perché cominceranno anche i costi per la scuola. Penso a chi comincia alla prima superiore o alla prima media, che deve comprare tutti i libri nuovi e deve fare gli abbonamenti per l'autobus e per i trasporti, i costi di cartoleria e cancelleria,
Ma penso anche che cominceranno ad aumentare i costi per i trasporti, i costi per il riscaldamento della casa, e quindi le famiglie avranno un ulteriore degrado della possibilità di acquisto rispetto ai costi della vita. Ecco, quindi diciamo voi come Centro per la Famiglia che cosa chiedete? Siamo anche in campagna elettorale, no? in questo momento le varie forze politiche in campo stanno facendo tante promesse contenute nei programmi, vedremo poi che cosa accadrà, ma diciamo secondo voi che cosa è necessario e indispensabile fare il prima possibile per andare incontro alle necessità delle famiglie? Indubbiamente dal nostro punto di vista, dal punto di vista del Centro della Famiglia, ma anche del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, l'incertezza che attanaglia l'Italia con dei governi che hanno una durata brevissima è un elemento che strutturalmente segna il destino e l'incertezza delle famiglie. Siamo in una perenne e continuo stato di incertezza. Solo negli ultimi 3 anni abbiamo avuto il Covid, poi la guerra e adesso la caduta del governo. Indubbiamente ci aspettiamo dal governo che arriverà, purtroppo ci vorrà ancora un bel po' di tempo perché sia operativo, degli interventi che riconoscono questo momento di difficoltà della famiglia, ma non siano interventi spot, interventi che non tengono conto della composizione del nucleo familiare, come è avvenuto in tutto l'ultimo periodo durante l'epoca del Covid, ma anche con i vari bonus, monopattino, facciate, 110%, che venivano distribuiti indipendentemente dal fatto che si trattasse di una famiglia con 1, 2, 3 o più figli. Ecco, c'è anche chi promette un incremento di quello che è stato l'assegno unico universale, una grande conquista per le famiglie che però ancora al momento non è sufficiente, soprattutto per le famiglie numerose, no? Oppure per chi ha dei problemi per esempio di ragazzi con disabilità. Che cosa si può fare in questo? Sì, è proprio così, è necessario agire a più livelli. Noi ci aspettiamo che i comuni mettano in campo delle risorse adeguate per far fronte a queste difficoltà, che utilizzino il fattore famiglia come strumento per la valutazione degli importi da dare alle famiglie, quindi uno strumento che riconosca veramente i carichi familiari, il numero di componenti, la presenza di minori, di disabili, di anziani. Ci aspettiamo per esempio dalla Regione che mette in campo risorse, in particolare per il diritto allo studio. C'è un bonus libri che deve essere incrementato invece che ridotto, e ci aspettiamo dal governo che percorra ancora questa strada dell'assegno unico, liberandolo dalle pastoie, dalle complessità per l'utilizzo, e finalmente renda l'assegno unico svincolato dall'ISEE, ma che viene assegnato indipendentemente a ogni figlio in una quota stabile e adeguata. Se avessimo questo, i maggiori costi delle famiglie sarebbero stati supportati. Purtroppo abbiamo fatto il primo passo, servono ancora molti altri passi, serve elevare l'ISEE, serve aumentare le risorse per l'assegno unico e non distogliere gli avanzi annuali per metterli da altre parti, e serve poi soprattutto fare un lavoro culturale di valorizzazione delle famiglie e di semplificazione della vita alle famiglie. Ecco, lei accennava alla scuola, no, Bordignon, insomma, ma alla fine inizia dopodomani, voglio dire, manca un mese, giusto un mese, insomma, all'inizio delle lezioni, e a quanto pare un altro problema che si troveranno ad affrontare le famiglie che hanno i figli a scuola è quello dei docenti. Le ultime notizie che ci stanno arrivando proprio in queste ore dai vari provveditorati della nostra regione sono quelle di un grande caos e soprattutto di una mancanza di quelle nomine tanto attese che avrebbero dovuto assicurare un inizio d'anno, come dire, tranquillo, finalmente con degli insegnanti stabili per i nostri figli. Sì, anche questo è un segno che continua a indignare le famiglie. Indigna perché il servizio non viene fatto in modo adeguato, ma indigna anche rispetto alla prospettiva con la quale vengono accostati i nostri giovani, i nostri ragazzi, e una struttura del paese essenziale, la colonna portante del paese, che è la scuola. Non è possibile che ogni anno arriviamo alle soglie di metà agosto, a inizio settembre, a metà settembre, con le cattedre non ancora assegnate. Ci risulta che in Veneto pochi giorni fa erano ancora da attribuire 700 cattedre. Ci domandiamo perché questo non venga fatto a aprile, maggio, giugno,
affinché i lavoratori possano essere trattati con maggior dignità e affinché i nostri ragazzi, il presente e il futuro del nostro Paese, possano godere del loro diritto alla scuola fin dal primo giorno e non sia invece una corsa a ostacoli tra assenze, tra persone docenti non con la cattedra, con sostituti, ma con elezioni a ogni peso spinto, con DAD laddove magari non erano necessarie. Insomma, la scuola ha una dignità assolutamente centrale e a volte non è trattata così. Ecco, stiamo parlando dei problemi delle famiglie di oggi, ma c'è anche un grosso problema che riguarda le famiglie di domani, le famiglie che non si creano perché i giovani non si sposano più, non creano più le famiglie, non nascono i bambini, con una denatalità che pone il nostro Paese ai livelli più bassi, no? Di tutto, non solo dell'Europa ma addirittura del mondo, con tutte le conseguenze poi che questo comporta, no? Perché è l'intera società poi che viene scardinata se manca la famiglia in quella che è la sua base fondamentale. Sì, è vero ed è proprio così. Sembra che questo sia un paese rassegnato oppure un paese che vive delle posizioni acquisite senza pensare proprio domani. Il tema della denatalità è da diversi anni che è all'attenzione soprattutto degli studiosi, ma noi come Forum delle Associazioni stiamo denunciando almeno da 4-5 anni che è un problema strutturale per il presente di politiche familiari a favore appunto delle nuove. Ecco, c'è di nuovo la linea che va e viene, non la sentivo più, vediamo se... ecco, adesso prego Bordignon. Va meglio. Sì, è una questione strutturale e quindi noi auspichiamo che i governi che andranno a costituirsi dopo il 25 settembre la mettano come questa questione, come la questione ambientale della sostenibilità e competitività di questo nostro Paese, come gli asset centrali del futuro. Questo devono farlo il Parlamento e il Governo che si insedieranno, la Regione e anche i Comuni. Si può invertire la marcia, abbiamo dei paesi europei che l'hanno fatto, paesi con tassi di natalità molto più elevati dei nostri, la Germania 10 anni fa aveva un tasso di natalità più basso del nostro e invece oggi c'è la superiore e ha continuato a crescere in epoca Covid, in epoca post-Covid e anche nel 2021. Si può fare e non nascondiamoci dietro un dito. Ecco, ma come secondo lei, proprio in un flash, prima di chiudere, quali sono proprio i punti cardine che dovrebbero essere affrontati per invertire questa tendenza? Direi che sono 3 o 4 i punti cardine. Il primo si tratta di trasferimenti economici alla famiglia perché possono fare il loro compito di mettere al mondo delle persone, educarle, farle diventare dei cittadini senza dover peregrinare di porta in porta, senza dover pietire risorse. Un nuovo nato è una risorsa del Paese, nella realtà dei fatti un nuovo nato è un elemento, un rischio di povertà per le famiglie. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è arrivare finalmente a incentivare in modo adeguato e dignitoso il lavoro femminile e a lavorare anche sui temi della conciliazione tra lavoro e famiglia, ma sulla condivisione dei compiti di cura tra uomo e donna all'interno della famiglia. Terzo tema è quello di dare strumenti ai giovani affinché possano desatilizzarsi rapidamente dalle loro famiglie, possano diventare responsabili protagonisti generativi della nostra società, che restino in Veneto, che restino in Italia, che trovino lavori adeguati e che possono pensare di progettare una vita per loro stessi o per la loro coppia e famiglia. Grazie davvero Bordignon per essere stato con noi e per averci aiutato a fare questo approfondimento sulle famiglie e sulle difficoltà appunto che in questo momento contingente tante famiglie si trovano ad affrontare. Grazie, buona giornata ad Adriano Bordignon, direttore del Centro della Famiglia di Treviso. Un saluto, grazie. Grazie a voi. Grazie, noi ora continuiamo a parlare di caro vita, caro energia, andando a Padova, se non erro dovremo avere in collegamento i colleghi di Padova, no? Allora andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Venezia, vedo che si è appena collegato Filippo Fois per parlare di una tematica davvero importante e che si ricollega anche a quanto stavamo dicendo proprio poco fa con Bordignon, ed è quella della fuga dai residenti da Venezia, residenti che ormai sono scesi anche sotto la quota psicologica, diciamo, dei 50.000. Filippo, a te. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Direi che scendere sotto quota 50.000 abitanti non è semplicemente una quota psicologica, ma proprio quella per definire quella che è una città. Al mio fianco c'è Matteo Secchi, di portavoce di Venezia.com, che si batte da decenni, oramai possiamo dirlo, perché perlomeno si tenti di invertire una rotta che invece continua a proseguire verso la perdita di residenti. Il cartello, lo striscione che vedete, 49.999, è apparso poi sulle finestre, sui negozi di tantissimi veneziani. Purtroppo, come vedete, non solo è stato già aggiornato, perché c'è un 7, tra un po' dovremo metterci un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, 1. Tra l'altro, proprio da questo, purtroppo per quello che riguarda la scomparsa, dobbiamo dire che oggi si è spento Augusto Salvadori, una figura veramente molto importante di Venezia negli ultimi decenni, avvocato molto noto, assessore per 3 volte al Comune di Venezia, assurto anche alle cronache nazionali per le sue battaglie per il decoro di Venezia. Sai che lei ci ha avuto a che fare all'epoca? Io lo conoscevo, ci ho litigato in diretta su Rete Veneta, fatalità, e lo ricordo con molto piacere, perché poi dopo qualche anno a una sua conferenza gli ho chiesto scusa perché avevo un po' esagerato nel reagire a una sua affermazione, e quindi mi dispiace, Venezia perde un veneziano. Uno di quei veneziani che si è sempre speso per la sua città. Noi naturalmente approfondiremo questa tematica nel corso del nostro telegiornale di questa sera. Sì, che voi avete lanciato un sacco di allarmi sullo spopolamento di Venezia, che tra l'altro è cominciato negli anni 50, addirittura c'è stato 12 anni fa, mi sembra, un funerale con tanto di corteo acqueo che si era concluso con la deposizione di una bara simbolicamente davanti al comune. Risposte? E diciamo che non è cambiato assolutamente nulla. Sono anni che lanciamo i nostri strali a destra e manca, anche in tutto il mondo. Ricordo che ci sia più interesse all'estero, addirittura più che anche in Veneto. Sì, paradossalmente la questione veneziana viene molto considerata all'estero. Quando noi diciamo qualcosa, subito appaiono articoli in tutto il mondo. Qual è il problema di Venezia? Perché la gente va via da Venezia? La gente va via da Venezia per molteplici, per vari motivi. Il principale sono i soldi. Qui restare qui è difficile. È difficile perché le case non le trovi e poi anche non vengono fatte delle politiche abitative importanti che andrebbero fatte. Ricordiamo tra l'altro che Venezia, credo fino all'inizio degli anni 50, contava 175.000 abitanti, stiamo parlando proprio di Venezia città. Il comune di Venezia ha raggiunto il suo picco anagrafico all'inizio degli anni 70 ed erano 310.000, oggi sono 254.000, questo perché si perdono abitanti anche a Mestre e a Marghera. Negli ultimi 40 anni Mestre e Marghera hanno perso complessivamente 30.000 residenti in una situazione in cui crescono tutti, cresce Vicenza, cresce Padova, cresce Treviso e cresce Verona, soprattutto che ci ha anche superato 3 anni fa. È quello che non si capisce. Sì, Venezia perde abitanti, ma perdono abitanti anche in terraferma. Non si capisce perché. Un territorio che perde abitanti è un territorio che sta male, ha qualche problema o no, perché se gli abitanti aumentano vuol dire che è un territorio ricercato dall'abitante, ma se lo perde non si capisce. Ci sono naturalmente, e questo è un altro dato importante, almeno 80.000 posti letto per turisti a Venezia. Dico almeno perché non si sa esattamente quanti siano, nel senso che almeno 20.000 sono stimati dalla polizia locale per essere abusivi. Sì, io vorrei che fossero fatti dei controlli un attimino più accurati, perché qua c'è gente dappertutto. La mia fidanzata abita in una calle
in cui è rimasta l'unica veneziana, 19 appartamenti a uso turistico e lei sola lì, mi sembra un po' sproporzionato. Io non è che vorrei dire niente contro le affittanze turistiche oggi, ma un rapporto di 19-1 nella calle della mia fidanzata mi sembra un po' esagerato, o no? Esatto, noi tra l'altro, sai che la ringraziamo, oggi voi avete fatto un piccolo incontro per questa soglia che purtroppo abbiamo passato. Ci sono altre persone che sono intervenute, io vedo per esempio vado a bere una birra, posso? Certamente è l'orario dell'aperitivo. Noi ci spostiamo allora e raggiungiamo Marco Gasparinetti, che è un consigliere comunale di opposizione, una lista civica che si chiama Terra e Acqua 2020, 100% civica, che tra l'altro si è presentata per la prima volta alle ultime elezioni comunali e ha avuto un autentico boom proprio qua a Venezia, sì. Cioè all'esordio già il 10%, se non erro, qui 10% dei residenti teorici, 18% di quelli reali, perché noi non siamo i 50.000 di cui oggi si parla, e lo sappiamo grazie alla Smart Control Room. I residenti veri a Venezia sono 30.000, quindi smettiamola di prenderci in giro e accettiamo. Guardare cos'è la Smart Control Room a chi ci segue da fuori Venezia. Smart Control Room è un giocattolo costosissimo da cui il sindaco e la giunta controllano la città, e durante il lockdown e nei periodi anche successivi, grazie a un accordo con Telecom Italia, hanno potuto contare quanti erano i residenti veri presenti in città, quanti erano i turisti, da dove venivano i turisti. E gli altri 20.000 chi sono? Quelli che mancano alla pelle? Allora, andiamo per ordine. Io sostengo che i residenti nei sestieri sono 30.000 al netto della Giudecca, aggiungiamo pure Giudecca e Saccafisola e ci avviciniamo ai 50.000 teorici, ma la realtà è che nei sestieri vivono 30.000 persone, gli altri sono finti residenti, e lo sappiamo perché la polizia municipale, che va a consegnare tessere elettorali, al terzo tentativo rinuncia e dovrebbero essere cancellati dall'anagrafe della popolazione residente. Sono residenti solo per non pagare l'IMU e per pagare meno bollette, perché le tariffe sono differenziate a seconda che sia prima o seconda casa. A Venezia c'è uno straordinario patrimonio di residenzialità pubblica che spesso rimane vuoto. Lei proprio uno dei primi atti che fece al momento della sua elezione in Consiglio Comunale è stato presentare un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale, per questi appartamenti rimanevano vuoti. E ha funzionato, perché il Comune negli ultimi 2 anni ha consegnato più alloggi di quanto non avesse fatto nei 10 anni precedenti, grazie anche ai finanziamenti europei, grazie anche all'attività degli uffici comunali dell'assessore competente. Il Comune negli ultimi mesi effettivamente ha fatto uno sforzo che ha permesso anche di arrivare a un secondo bando ERP, quello pubblicato il 26 luglio, per cui possiamo dire che degli alloggi comunali sfitti che noi avevamo denunciato 2 anni fa, la gran parte sono stati rimessi o restituiti, come va detto, alla città, mentre l'Ater, che è un ente regionale, purtroppo non ha fatto altrettanto, e il vero scandalo in questo momento sono gli alloggi vuoti dell'Ater. Grazie Gasparinetti. Io vedo un'altra persona che vorremmo avvicinare, che è Marco Borghi, è il presidente della municipalità di Venezia Murano Burano. Venezia è una città metropolitana che è suddivisa in 6 municipalità, quindi abbiamo Marghera, Mestre Carpenedo, Chirignago Zelarino, Favaro Veneto, Lido Pellestrina. Qua lei è proprio quello di Venezia. Come l'avete accolta in municipalità? Era un po' diciamo nell'aria questo, però il trend sembra davvero inarrestabile. Beh, sono cifre che fanno male perché testimoniano non solo una numerazione in declino da ormai 30 anni, ma testimoniano l'inerzia e l'incapacità di fermare un fenomeno che ha radici profonde nel tempo e che ovviamente continuerà con effetti disastrosi per il tessuto comunitario che noi vogliamo tutelare. Come la vede Venezia tra qualche anno? Io sono positivo e ottimista, ma ho qualche passaggio di grigiume, diciamo. Vedo che giorno dopo giorno si sta desertificando sempre di più a favore di un'economia monocultura turistica, e quindi il mio ottimismo probabilmente sta un po' scemando. Ecco, c'è un'ultima cosa con cui vorrei chiudere il collegamento e ricordare anche ai nostri telespettatori che, nonostante questo immobilismo, proprio in queste ultime settimane qualche cosa sembra essersi mosso. Il Comune, per esempio, ha adottato una delibera antipacottiglia che vieta negozi di chincaglieria, lo diciamo proprio apertamente, quella che si vende prevalentemente ai turisti. Il Parlamento ha approvato una legge che limita le affittanze turistiche, demandando al Comune di stabilire un limite a quelle che possono essere, e ultima
ma insomma ancora più importante è probabilmente il riconoscimento costituzionale dello status di isola di Venezia, di modo che i governi, lo Stato possano assumere delle iniziative anche forti per ridurre la penalizzazione che questa situazione comporta. Si sta muovendo qualcosa? È troppo tardi o forse ce la facciamo ancora a invertire la tendenza? Allora, sono tutte azioni, interventi importantissimi, sono strumenti fondamentali a patto che poi questi strumenti siano adottati e ci sia un controllo effettivo. Il rischio è quello di avere un contorno istituzionale, formale molto solido, ma un contenuto operativo molto debole, e le due cose vanno insieme, quindi bene questi interventi ma bene anche i controlli severi per chi in questa città sta speculando non da oggi ma da tempo. Con queste parole di Marco Borghi naturalmente torneremo a occuparcene a partire dal telegiornale di questa sera. Marco Borghi è il presidente della municipalità di Venezia, Murano Burano. Da Venezia è tutto, ti restituisco la linea, Marta. Grazie. Allora a Filippo Fois con Sandro Ponchio per questo collegamento. Noi da Venezia ora ci spostiamo nel Padovano, andiamo a Carceri dove ci sono Chiara Gaiani e Christian Roque Allende per parlare ancora una volta del caro energia e di queste super bollette, maxi bollette, bollette shock, chiamiamole così, che stanno arrivando a tante imprese del nostro territorio. Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo all'interno di un'azienda avicola, l'azienda avicola di Michele Barbetta, che ringraziamo per l'ospitalità e anche per la pazienza che ha con noi in questo frangente. È tra l'altro presidente di Confagricoltura Padova. Ci troviamo all'interno dell'ufficio perché ovviamente nell'allevamento di galline ovaiole, 280.000 gli animali all'interno, non si può entrare per motivi igienico-sanitari se non bardati, quindi abbiamo preferito riuscire a comunicare, a parlare bene, e poi insomma nei servizi di questa sera vi faremo vedere dove ci troviamo davvero. Perché? Perché al signor Barbetta è arrivata una bolletta dell'energia elettrica, adesso ve la facciamo vedere anche con l'aiuto del collega Christian Roque Allende, di 39.295 euro. Una bolletta che come potete vedere è di quasi 3 volte superiore ai 14.859 euro che erano stati pagati l'anno scorso, ma pensate, ironia della sorte, tutto lo stabilimento dell'azienda avicola è coperta da pannelli fotovoltaici ormai da più di 10 anni. Quando ha visto questa bolletta, che cosa ha pensato? Allora, intanto buongiorno. Quando ho visto questa bolletta in parte sono stato stupito perché non mi aspettavo che i rincari arrivassero a tanto. Sapevamo che l'energia stava attraversando un periodo di forti rincari, però non che i prezzi triplicassero. Noi mi considero un'azienda energivora in quanto consumiamo circa 800.000 kWh all'anno di energia elettrica, per cui ancora nel 2010 avevamo pensato di fare un impianto fotovoltaico da 999 kW. Questo impianto fotovoltaico, che fortunatamente abbiamo fatto e tra l'altro ha anche beneficiato del secondo conto energia, permette di produrre quasi 1 milione di kilowattora di energia elettrica, come si evince da questo prospetto. Da questo prospetto noi vediamo che nel mese di luglio la mia azienda ha acquistato 72.000 e qualcosa kilowattora e ne ha ceduti al GSE 66.000. Il paradosso è che i 72.000 kilowattora mi sono costati 39.000 euro, dei 66.000 kilowattora che io vado a vendere al GSE mi saranno riconosciuti circa 3.849 euro. Io trovo questa una grossa ingiustizia, se mi posso permettere. Questo è dovuto al fatto che il governo Draghi ha fatto il decreto sostegni, il TER, a gennaio, il quale appunto ha detto al GSE di non pagare più
alle aziende che avevano impianti fotovoltaici che già beneficiavano come ho detto prima, di un bonus ancora del 2010, ma di dare un prezzo molto più basso, che è il vecchio prezzo di mercato che c'era prima che questa inflazione, questa concomitanza di fattori facesse sì che il costo del kilowattora iniziasse a crescere a dismisura. Ecco, voi siete anche molto preoccupati perché i tecnici di cui vi avvalete vi hanno annunciato ulteriori aumenti per il prossimo autunno. Noi ogni anno abbiamo un consulente che ci indica a quale fornitore rivolgersi per l'acquisto di energia elettrica, perché appunto essendo un mercato libero ci sono molteplici proposte. Il problema è che continuano a dirci che purtroppo, stante questa situazione di forte incertezza, il costo dell'energia elettrica continuerà ad aumentare. Però noi come settore primario, a differenza di altri settori, almeno leggendo i giornali, ma ho sentito i presidenti delle altre associazioni nazionali, vuoi gli industriali, vuoi il tessile, loro dicono che comunque riescono a chiudere un bilancio in bonus, in positivo, perché evidentemente sono riusciti a scaricare i loro maggiori costi sul prodotto finale. Noi come settore agricolo per questo il più delle volte è impossibile fare. Ricordo il latte, ricordo le fragole che sono partite a 1,50 € in campagna e le abbiamo trovate a 8 euro al chilo al supermercato, il latte che parte da 40 centesimi alla stalla e arriva quasi a 2 euro alla grande distribuzione e quant'altro, le uova che partono da 1,10 € al chilo, 1,20 € al chilo da noi e poi si trovano nel supermercato a 20-30 centesimi al pezzo. Cioè, purtroppo il settore primario continua a scontare questa sua grossa deficienza dovuta a molti fattori. Allora lei ha fatto un conto di quanto tutto questo potrà costarle a fine anno o sta rinunciando a usare la calcolatrice in alcuni momenti? I conti li faremo a fine anno perché purtroppo è una situazione in evolvere e quindi vedremo, ma sicuramente intanto il decreto sostegni nella mia azienda mi costerà circa 100.000 euro di soldi che dovrò restituire al GSE, questi sicuramente non erano stati programmati. Dopodiché abbiamo visto prima il delta tra le due bollette, stiamo parlando di circa 25.000 euro di delta e questo moltiplicato almeno per i 5 mesi estivi, perché questo tipo di allevamenti ha un consumo molto forte durante l'estate e specialmente in quest'estate dove abbiamo avuto un caldo torrido e noi dobbiamo garantire un benessere per gli animali e in questo caso l'ovaiola per poter riprodurre con una certa tranquillità e costanza e rispettare il suo benessere non possiamo superare i 30 gradi, per cui abbiamo implementato molto sia sulla ventilazione sia sui raffrescamenti, però tutti questi sistemi sono sistemi che vanno ad energia elettrica per cui abbiamo fatto uso abbondante di energia, come evidentemente le bollette dimostrano. Marta, se ho un altro momento, ricordo che tra l'altro questa è una zona del Padovano, la Bassa Padovana, che ha scontato lo scorso autunno la terribile epidemia di influenza aviaria che ha toccato da vicino tutti gli allevamenti, ahimè anche il suo. Sì, certo, noi siamo diventati focolaio al 30 novembre del 2021 e abbiamo riaccasato ai primi di giugno 2022. Vuol dire che non ci sono state per 6 mesi, 7 mesi addirittura, non c'è stata produzione? Noi non abbiamo avuto produzione, certo. Abbiamo dovuto fare tutte le operazioni di pulizia, disinfezioni, lavaggi degli impianti, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Avevamo investito appunto sugli impianti di raffrescamento perché quelli che avevamo prima erano abbastanza obsoleti, fortunatamente devo dire a ragion veduta, perché quest'anno sarebbe stata molto più dura altrimenti. Ecco Marta, non so se hai altre domande da studio. No, siete stati davvero molto, molto chiari. Adesso proprio su questo tema andremo a sentire i politici che avremo tra pochissimo appunto con noi per dare una risposta alle difficoltà appunto di questa impresa e di moltissime altre che si trovano appunto nella stessa situazione. Grazie mille a te, a Chiara Gaiani, a Cristian Rocchelende, al tuo ospite. Grazie per questo collegamento. Buon lavoro. Allora ritorniamo in studio
studio, consueto spazio dedicato all'approfondimento politico. Ringrazio per essere con noi Sara Moretto, deputata di Italia Viva, Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, e Enrico Bruttomesso, portavoce di Europa Verde per il Veneto. Buona giornata e benvenuti. Allora, vorrei cominciare con voi proprio da questo tema, il caro energia e le enormi difficoltà che appunto si trovano ad affrontare le famiglie. L'abbiamo sentito nella prima parte del nostro telegiornale con il delegato del Forum delle Famiglie del Veneto, così come le imprese, come testimoniato ora da questa impresa agricola appunto del Padovano. Vorrei cominciare da Gian Antonio Darè. Allora, è una questione davvero molto importante questa, e che rischia, se non si trova una soluzione davvero in tempi brevi, di creare davvero problemi enormi all'intera nostra società. Certo, intanto buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Allora, è chiaro che il problema dell'energia è un problema che dopo l'inizio della guerra in Ucraina sta creando dei grossissimi problemi a tutta l'Europa, naturalmente alle famiglie per primi, ma anche alle imprese che non sono più in grado di sostenere i costi di queste maggiorazioni che vengono fatte, diciamo, sull'energia, e che portano così a uno scompenso nel prodotto finito, che non riescono più a essere competitivi nel mercato. Per le famiglie invece il problema è che non si arriva a fine mese, quindi la compensazione che aveva iniziato a fare anche il governo Draghi deve continuare. Soprattutto dobbiamo capire se effettivamente ad Amsterdam vogliono fare un prezzo calmierato sul gas, oppure intendono ancora ad aumentarlo e lucrarci sopra, perché questa è una delle tante cose che noi vediamo e sentiamo, ecco, e nell'Europa si vedono e si sentono. Ecco, quindi secondo lei, diciamo, che soluzioni si possono trovare? Perché poi alla fine bisogna dare risposte concrete e urgenti alle famiglie come alle imprese. Allora, intanto sul caso che abbiamo visto poco fa di questa impresa, abbiamo visto che il gap tra vendita di energia fatto con il fotovoltaico e, diciamo, l'acquisto fatto dall'azienda, il gap è molto basso. Come mai lui dà una cifra, una quota, e la quota invece chi acquista ha quei prezzi straordinari? E qua questa è una compensazione che deve fare chi andrà al governo alle prossime elezioni. Ecco, onorevole Moretto, vengo da lei. Allora, crisi energetica, questione sicuramente caldissima di questa campagna elettorale, visto che insomma tutti noi stiamo toccando con mano, no? il problema, a partire dalle bollette che arrivano alle famiglie, al costo alla pompa del carburante, a queste maxi bollette che abbiamo visto appunto nelle imprese, per non parlare poi delle case di riposo. Magari dopo vediamo anche un servizio che abbiamo realizzato proprio ieri. Che cosa si può fare per dare una risposta a tutte queste situazioni? Beh, l'elenco che lei ha fatto è davvero ampliabile, perché esempi purtroppo di grandi difficoltà ce n'è molte. Proprio oggi, tra l'altro, gli albergatori del nostro litorale di Caorle hanno denunciato bollette addirittura triplicate, che mettono quindi in discussione il buon andamento della loro stagione balneare. Insomma, io credo che sia evidente a tutti ormai come non sia sufficiente solo il contributo che il governo Draghi in questi mesi ha messo, fior di miliardi, per cercare di limitare gli aumenti sia dei carburanti sia delle bollette. Per fortuna, nonostante la crisi di governo voluta dal Movimento 5 Stelle e dal centrodestra, Draghi è ancora a Palazzo Chigi ed è riuscito nei giorni scorsi a prorogare le misure di compensazione. Però è evidente che queste non bastano.
Si è con questa crisi di governo interrotto il lavoro che l'Italia attraverso Mario Draghi stava facendo in Europa per porre un tetto al prezzo del gas, ne faceva cenno anche Dare prima di me. Quella è una partita importantissima sulla quale l'Italia si gioca non solo la faccia, perché Draghi si è impegnato in prima persona in questa battaglia, ma si gioca anche il futuro economico, quindi le preoccupazioni delle famiglie e delle imprese, e purtroppo questo lavoro è stato interrotto dalla crisi di governo. Accanto a questo io credo che chi si candida il 25 settembre a governare il Paese deve avere parole chiare su questo fronte, quindi da un lato continuare quanto Draghi aveva messo in campo, e credo non lo possano fare coloro che l'hanno mandato a casa, dall'altro parole chiare sulle infrastrutture e gli investimenti per rendere il nostro Paese meno dipendente dalla Russia e da altri paesi in merito alle forniture energetiche, quindi sia i rigassificatori, sia gli impianti di produzione di energia, sia le estrazioni del gas anche nel nostro mare Adriatico per quello che è possibile, e sì ad investimenti seri e semplificazioni sulle rinnovabili. Se noi mettiamo insieme i contributi sulle bollette e scelte chiare di investimento, forse finalmente le famiglie e le imprese riusciranno a vedere qualcosa di concreto in merito alla riduzione di queste bollette che sono davvero esagerate. Ecco, Enrico Bruttomesso, portavoce di Europa Verde, il tema dell'energia, della crisi energetica è un tema, appunto, dicevamo, particolarmente delicato, anche perché, appunto, lo vediamo, no, nel nostro titolo, c'è anche in ballo tutta la questione dell'ambiente, tutta la questione ambientale della transizione energetica. Molte delle soluzioni diciamo prospettate, penso per esempio anche al nucleare, di cui si è ritornato a parlare in questa campagna elettorale, in qualche maniera, diciamo, suscitano più di una perplessità. Sì, salve a tutti intanto. Semplicemente parto da un concetto molto preciso. Europa Verde sulla transizione energetica, diciamo, ha delle idee molto chiare. Non è solamente il fotovoltaico, le rinnovabili, vi dicendo, il no nucleare e tutto quanto. Il disegno generale nostro punta sinceramente a avere una certa indipendenza energetica, intanto italiana, diciamo, possiamo dirlo questo qua, e anche comunque una politica europea. E cosa vuol dire questo? Se noi dipendiamo dal gas, come molto viene prospettato nell'acquisto estero e via dicendo, e aumentare la nostra estrazione, che ha delle ripercussioni ambientali notevoli, e ricordiamo solo che il nostro gas, diciamo, coprirebbe solo l'1,6% del fabbisogno. Cioè la transizione ecologica e energetica deve migrare, diciamo, a questo modello del carbon fossili, perché altrimenti noi, qualsiasi misura che il governo vuole mettere in pratica per cambiare l'aumento dei prezzi delle bollette, finisce lì, è una misura temporanea, aumenterà sempre se noi non siamo dipendenti. Abbiamo sentito le famiglie, abbiamo sentito gli imprenditori. Calcoliamo che il gas che importiamo, quasi il 50%, va a finire sulla produzione di corrente elettrica, quindi è ovvio che se il gas ha un prezzo molto alto, la corrente elettrica lievita tantissimo. È uno dei motivi che a livello nazionale noi proponiamo lo sblocco, che ormai sono anni, possiamo dire più di 5 anni, che si chiede lo sblocco dell'eolico offshore, per esempio. Sono gigawatt potenziali che noi possiamo produrre internamente della corrente elettrica a un costo molto inferiore che non dover utilizzare una carbon fossile che dobbiamo acquistare da paesi terzi, diciamo, no? Ma questo qua è solo una piccola cosa. Il nucleare è la stessa cosa. Il nucleare ha una visione molto a lungo termine, non è una misura attuabile oggi. Oggi sono le rinnovabili, noi dobbiamo sganciarci, diciamo, dalle fossili, perché sennò le bollette praticamente dei nostri cittadini aumenteranno sempre di più. E oggi quello che percepiamo dei primi cittadini e dalle imprese non è niente in confronto a domani, perché ricordo che a ottobre ci sarà lo scatto praticamente di tante famiglie del ricalcolo delle bollette, e quindi loro vedranno l'anno prossimo veramente il rincaro. Adesso è lieve il rincaro per tantissime famiglie, l'anno prossimo si troveranno una bolletta che è quadruplicata, quintuplicata. Noi possiamo mettere, il governo futuro potrà mettere sicuramente un piccolo aiuto, un tetto, ma non risolve il problema. Noi paghiamo 10 anni di non aver fatto un piano energetico italiano per essere principalmente indipendenti,
Questo cosa vuol dire? Due strade. Uno, l'indipendenza, che vuol dire produrre energia localmente e quindi non dover essere dipendenti dai prezzi fluttuanti internazionali e non dover dipendere dagli altri. Secondo, per le famiglie soprattutto, perché poi vi spiego un attimo, per le imprese è un po' più difficile, l'impresa può produrre corrente elettrica da rinnovabili, ma è difficile che sia autonoma nella produzione, mentre una famiglia invece può produrre, quindi non avere costi in bolletta e anche rilasciare nella rete. Cito solo le comunità energetiche, per esempio, una grande opportunità per le famiglie per avere una bollettazione molto bassa e contribuire anche alla produzione locale di corrente elettrica. Quindi concludo dicendo: serve un piano energetico per l'Italia per uscire, per avere un obiettivo di dire qua a 5-10 anni cosa facciamo. Attualmente non c'è, non è mai stato fatto. Ecco, sarà sicuramente molto importante farlo anche molto rapidamente, vista quella che è la situazione che abbiamo testimoniato anche con questi servizi. Allora, la campagna elettorale, la corsa alle elezioni nel prossimo appunto 25 settembre sta prendendo davvero il via. Oggi difatti è cominciata la possibilità di depositare i simboli delle varie liste al Viminale. Già diversi partiti appunto hanno depositato il simbolo e non sono mancate anche le sorprese per quanto riguarda programmi ed esternazioni. È proprio di questa mattina l'intervista a Berlusconi a Radio Capital, nella quale appunto ha detto che con il presidenzialismo, che sappiamo è uno dei punti cardine del programma del centrodestra, con il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi. Vi imbarazza un po' questa esternazione di Berlusconi? No, perché il programma mi pare che si sta costruendo nel centrodestra, uno dei punti chiave sono chiaramente il presidenzialismo e da parte nostra l'autonomia, quindi le due cose andranno presentate assieme. È chiaro che se si fa il presidenzialismo Mattarella se ne deve andare, è stato eletto dal Senato e dalla Camera, adesso con il presidenzialismo potrebbe essere eletto dai cittadini e quindi cambia sostanzialmente tutto. Ecco, Sara Moretto, su questa esternazione di Berlusconi. A parte il fatto che ogni giorno in più queste esternazioni ci confermano che la parte moderata che si riconosceva in Forza Italia non trova certo più casa nell'alleanza attuale di centrodestra. Questa è una proposta che sinceramente, alla luce anche dei mesi che abbiamo vissuto, non la condivido. Ovviamente il centrodestra, dopo aver mandato a casa Draghi, ora punta anche a mandare a casa Mattarella. Io credo che invece il Paese, l'Italia, abbia avuto in Draghi e in Mattarella due riferimenti di stabilità, di sicurezza, di anche autorevolezza nei confronti degli altri paesi europei, e che oggi non possa essere messo in discussione perfino Mattarella. Noi non condividiamo la proposta di presidenzialismo così come intesa da Meloni, Salvini e Berlusconi. Noi crediamo che l'elezione diretta debba riguardare il Presidente del Consiglio, non il Presidente della Repubblica. Sappiamo che abbiamo un'impostazione istituzionale completamente diversa da Francia e altri paesi in cui vige il presidenzialismo. Noi vogliamo che ci sia stabilità di governo e chiarezza il giorno del voto di fronte agli elettori, quindi la possibilità di scegliere il Presidente del Consiglio e dargli la possibilità di governare in maniera stabile per 5 anni. Mattarella lo lasciamo dove sta, che per fortuna c'è e ci ha garantito anche una certa barra dritta rispetto alla Costituzione in questi mesi difficili. Enrico Bruttomesso, su questo tema, il presidenzialismo. Voglio intervenire solo un secondo. Sì, prego. No, non voglio fare le polemiche del Draghi, non Draghi, ma però voglio ricordare che l'ultimo Presidente del Consiglio eletto è stato Silvio Berlusconi. Poi non abbiamo mai più avuto un Presidente del Consiglio eletto. Abbiamo avuto accordi, parlamentari, e siamo andati avanti con persone di seconda e terza fascia, anche autorevoli come Mario Draghi, di cui li conosco. Punto.
No, mi permetto, anch'io non voglio far polemica con Gian Antonio, noi in Italia non abbiamo mai eletto un Presidente del Consiglio perché ciò non è previsto dalla nostra Costituzione. Noi chiediamo... Della Repubblica. Presidente della Repubblica. È l'ultimo Presidente del Consiglio eletto, si chiama Silvio Berlusconi. Dopo sono stati eletti Presidente del Consiglio a livello di accordi della Repubblica, diciamo così, parlamentare. Basta. Accordi politici del centrodestra quelli erano. In Italia il Presidente del Consiglio non è mai stato eletto, punto. Ci siamo presentati con Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, candidato ed eletto. Poi è stato tolto grazie alle manovre della BCE e dello spread che ci ricordiamo. Insomma, lo spread è una conseguenza della... Vabbè, non torniamo indietro, va. Per fortuna. Grazie. Ecco, allora brutto caos su questo tema del presidenzialismo. Sì, praticamente noi non avevamo una posizione tra presidenzialismo e non presidenzialismo per un fattore molto semplice. Secondo noi Verdi il buon governo non è dato dalla forma di governo, è dato dai parlamentari ovviamente. La nostra Costituzione è molto chiara sul tipologia di elezione, diciamo, che c'è in Italia, e il Presidente del Consiglio viene ovviamente non viene attualmente votato dai cittadini direttamente. Ovviamente è un'indicazione, come Dare ovviamente puntualizzava, è stata un'indicazione di coalizione e quindi alla fine dopo è stato condiviso il suo nome, a livello però non dei cittadini, indirettamente. Quindi secondo me, secondo anche noi, la forma di governo non è indice di buon governo. Se si vuole cambiare si può ragionare, ovviamente bisogna sempre tenere presente una cosa: il centrodestra tendenzialmente propone sempre un bipolarismo, un presidenzialismo, un bipolarismo, vi dicendo, un modello molto americano che non è applicabile in Europa, in un paese europeo, non è applicabile in Italia. Perché non è applicabile? Molto semplicemente perché la Costituzione americana è una Costituzione puramente individualista, mentre le Costituzioni europee sono puramente collettiviste. E inoltre un presidenzialismo fatto in questa misura qua con un sistema parlamentare che abbiamo noi di doppia Camera non sarebbe sostenibile. Sinceramente dovrebbero cambiare anche il sistema delle Camere. Ecco, un passaggio ora... monocamera. Sì, allora volevo fare ora un passaggio sulla questione dell'autonomia che è diciamo particolarmente sentita nel nostro territorio. Anche qui nel programma del centrodestra convivono sostanzialmente Roma Capitale e l'autonomia. Dare, secondo voi come possono convivere queste due diciamo istanze così diverse? E c'è chi dice insomma che ci si stia un po' appiattendo sul, tra virgolette, perdonatemelo, romanocentrismo di Fratelli d'Italia da parte della Lega. No, non è così, perché il nostro primo punto è proprio l'autonomia. L'abbiamo chiesta, l'abbiamo cercata con il governo giallo-verde, non ci siamo riusciti, abbiamo cercato di portarla avanti anche dopo, ma evidentemente c'erano altre... Qua il problema è di non andare a casa e di non andare a votare. Adesso finalmente si vota, nel programma sia della Meloni, sia di Berlusconi, sia della Lega c'è questo punto per noi fondamentale, ripeto fondamentale, è uno dei punti per cui noi stiamo entrando in questo governo. Lo ha detto lo stesso Salvini, ma è stato ribadito dai nostri presidenti di regione e non solo dai nostri, perché anche Bonaccini, che non è certamente della Lega, lo sta sostenendo, perché vogliamo quell'autonomia, diciamo, sui nostri territori che permetta alle nostre aziende e alle nostre comunità di poter agire in maniera diversa da un governo centrale che vediamo e sappiamo benissimo com'è, perché purtroppo noi abbiamo altre esigenze. L'Italia è lunga. Qua c'è diciamo il grande nord-est, comunque il nord, compreso l'Emilia Romagna e quant'altro, abbiamo le grandi aziende e le grandi aziende hanno bisogno di avere un'autonomia per poter lavorare. Ecco, parlavamo prima di energia. Quando si parla di energia, di un prezzo energetico, dobbiamo ricordarci che diciamo, il gas di Putin non è aumentato, c'è la speculazione che si fa in Olanda che è aumentata e fa parte dell'Europa anche quella. Allora cerchiamo di capirci, cerchiamo di mettere le basi sull'autonomia e poi a piccoli passi arrivare a dei grandi traguardi.
Onorevole Moretto, la posizione di Italia Viva sull'autonomia, perché sappiamo, no, che appunto nel nostro territorio è un tema senz'altro molto sentito dalla popolazione, il vostro partito quindi che cosa intende fare a tale proposito? Beh, la nostra posizione è molto chiara, noi siamo a favore di un'autonomia differenziata che tenga conto della capacità amministrativa dei territori e che quindi premi, ovviamente dando opportunità, i territori che dimostrano di saper gestire al meglio le risorse a disposizione. Quindi da questo punto di vista non ci sono ambiguità. Credo però che in Veneto su questo tema si stia giocando da molti anni un grande bluff, perché questi piccoli passi per arrivare all'autonomia del Veneto, è un'opinione mia, un'opinione mia. No, il bluff non è dei cittadini, però insomma la Lega Veneta a Roma su questo tema ha sempre perso. Finora non si è ottenuto una briciola di quel risultato che appunto i veneti hanno chiesto, pur stando al governo in diverse occasioni, negli anni passati con Berlusconi, come si ricordava poco fa, anni e anni di governo Berlusconi, e poi recentemente anche nel governo giallo-verde. Io credo che sia giunta l'ora, per dare una risposta vera ai cittadini, che si parli con molta franchezza. L'autonomia non può essere oggetto di una propaganda che non ha mai fine, deve essere oggetto di un lavoro parlamentare serio. Anche in questa legislatura ci sono stati grandi annunci e nessun risultato, forse ha molto più senso parlare con termini meno trionfali e lavorare su documenti che portino dei risultati in Veneto. Su questo tema Italia Viva e Azione sono disponibili a lavorare. Ecco, Enrico Bruttomesso, la posizione di Europa Verde su questo tema? Beh, principalmente non abbiamo una posizione sull'autonomia, molto probabilmente è più semplice andare a toccare il titolo quinto per dare un po' più di autonomia alle regioni senza dover chiedere delle autonomie differenziate. I grandi temi, che sia l'energia sia l'ambiente e via dicendo, autonomia o meno delle regioni, i problemi ci sono dappertutto, quindi non vedo cosa potrebbe essere la differenza. E sicuramente dovrebbe esserci veramente un lavoro parlamentare e ritoccare il titolo quinto. La decisione è solo quella di mantenere centralizzate a Roma, diciamo, a livello nazionale alcune competenze, oppure delegare le regioni. Ricordo anche che comunque dopo il 1948 con la Costituzione è stata aperta il discorso del regionalismo, e che è stato un po' bloccato, diciamo, questo un modello un po' ibrido se lo rappresentiamo, se lo confrontiamo con gli altri modelli europei, no? Noi sappiamo che abbiamo una Francia che è molto centralizzata, è l'unica in Italia, l'unica in Europa, e abbiamo gli altri paesi che sono federati, no? Sono delle federazioni, quindi forse molto probabilmente invece di parlare di un'autonomia differenziata, che secondo me è un tiramolla molto più elettorale che non di contenuti, sinceramente forse magari è l'ora di cominciare che tutti i partiti si parlino su una forma di governo diversa, di decentralizzare un po' di potere, diciamo, di competenze, ecco, tutto qua. L'ambiente noi sappiamo benissimo che se viene decentralizzato viene gestito in modo diverso, però l'ambiente per l'uomo ha confini amministrativi, ma la natura non ha confini, cioè, quindi se si gestisce una cosa in modo diverso io non vedo la grande utilità di questa cosa qua. Secondo me il pensiero deve essere fatto un po' più verso la persona e non verso la parte elettorale, diciamo, per guadagnare voti e basta. Ricordo l'ultima cosa, che nel governo giallo-verde la ministra Erika Stefani era lei che stava gestendo un attimo il discorso di come vedere di fare l'autonomia differenziata per le regioni, però secondo me è un tassello molto dedicato, perché apre veramente un problema, perché ogni giorno una regione può chiedere una materia sulle 23 e praticamente avrebbe un ministero ingolfato, diciamo quello degli enti territoriali, che adesso lei non è più ministro agli enti territoriali, ma avrebbe un ministero che non è preparato a una situazione del genere. E poi tutti i passaggi parlamentari perché venga approvato, ovviamente. Quindi forse il titolo quinto è la cosa più semplice per dare un po' di autonomia alle regioni.
Ecco, onorevole Moretto, poco fa lei diceva la posizione nostra di Italia Viva e di Azione, perché appunto lo ricordiamo è notizia di ieri dell'accordo che è stato siglato appunto tra Renzi e Calenda, che ha portato ufficialmente, diciamo, alla nascita di questo terzo polo, cosiddetto terzo polo dei moderati, insomma del centro. A chi pensate, diciamo, soprattutto di rivolgervi come elettorato? Andrete a pescare tra gli scontenti del PD, tra gli scontenti di Forza Italia dopo l'accordo appunto con Fratelli d'Italia? A chi vi rivolgete in particolare? Beh, in Veneto in particolare, che è una regione nella quale diciamo, sia Italia Viva che Azione intendono giocare una partita seria, perché la ritengono una delle regioni strategiche per lo sviluppo del paese, intendiamo parlare a quelle tante famiglie, ma soprattutto a quelle tante imprese, perché poi dentro alle imprese ci sono i collaboratori, i lavoratori, quindi cerchiamo di parlare a tutto quel tessuto attivo della nostra regione che richiede proposte serie, equilibrate, moderate non negli obiettivi, perché saremo poco moderati negli obiettivi da raggiungere, ma moderati nei toni e responsabili nelle soluzioni. Noi ci proponiamo alternativi al sovranismo e al populismo, e quindi vogliamo offrire una proposta che si collochi in maniera alternativa sia all'alleanza del centrodestra che ha fatto cadere il governo Draghi, sia all'alleanza del PD, che in qualche modo ha dimostrato la propria fragilità in queste ultime settimane. Ovviamente a Conte e al Movimento 5 Stelle non possiamo che essere alternativi in origine. Quindi noi crediamo che in Veneto ci possa essere una fetta di elettorato, in parte scontento, come diceva giustamente lei, dalle altre coalizioni, ma anche una parte di elettorato che magari aveva deciso e ha deciso purtroppo nelle ultime scadenze di non votare, che può trovare nella proposta di Italia Viva e di Azione una risposta alle proprie esigenze. Quindi massima apertura a chi sceglie un voto pragmatico, determinato negli obiettivi ma responsabile nelle proposte. Ecco, da Re, vi preoccupa di più la nascita, diciamo, di questo terzo polo, Calenda, Renzi, Italia Viva, Azione, o se invece Azione fosse rimasta con il Partito Democratico e all'interno di quel campo progressista che stava costruendo il Partito Democratico? Ma guardi, Calenda viene chiamato dai giornali, dai giornalisti, viene chiamato il Churchill dei Parioli, però bisogna ricordarsi che è un mio collega e lui è entrato in Parlamento europeo nelle file del PD. Allora, i transumanti io ho sempre poca fiducia. Poi quando si mettono assieme Renzi, che è un altro transumante, sempre del PD, e si mettono assieme, non possono che portare via voti all'interno di quell'area del centro-sinistra. E poi dico sempre una cosa: il cane di due padroni facilmente muore di fame. E sarà quello che faranno loro, perché non è che prendi voti a destra, prendo voti a sinistra, prendo qua. Sono di una collocazione di centro-sinistra. Questa è un'alternativa al PD, che porterà chiaramente a una vittoria del centrodestra grazie alla spaccatura voluta da Calenda. Ma non lo dico io, lo dicono i giornali, lo dicono tutti, insomma, lo dice la matematica. Onorevole Moretto, vuole rispondere su questo? Beh, io non vorrei certo essere il cane del centrodestra, che di padroni ne ha 3, quindi quello muore di fame sicuro altrettanto. Quindi credo che al di là di chi saranno, di dove ruberemo, che poi non si rubano i voti, si convincono, credo che alle persone, agli elettori non sia importanza la fedeltà ad un marchio quanto la fedeltà delle idee. Io credo che rispetto alle idee liberali, diciamo riformatrici, che Renzi e Calenda hanno sempre portato avanti anche all'interno di altri partiti e che hanno scelto di portare avanti per coerenza in altre formazioni, oggi queste idee con estrema coerenza trovino spazio nella proposta di questo polo del buonsenso, delle competenze, del pragmatismo che noi proponiamo agli elettori.
territori. Saranno loro a decidere. Certo, insomma, firmarsi alle critiche ai leader credo sia poco utile quando i cittadini aspettano risposte. Noi sull'energia, appunto, sul lavoro, sulle imprese non abbiamo solo delle proposte chiare, ma abbiamo anche dei risultati che sono stati ottenuti proprio quando Renzi era Presidente del Consiglio e Calenda Ministro dello Sviluppo Economico. Ecco, Bruttomesso, Europa Verde come si colloca in questo scenario politico? Beh, noi siamo in coalizione con il Partito Democratico, però prima della caduta del governo vi ricordo che noi abbiamo fatto un'alleanza con Sinistra Italiana, perché siamo convinti che la nostra proposta sia l'unica che ha al centro sia l'ambiente che la giustizia sociale, quindi sia la giustizia climatica sia la giustizia sociale. Il nostro programma ovviamente avrà al primo posto la mitigazione dei cambiamenti climatici, che non è una cosa che si pensa di mettere un albero sotto una teca, no? Un po' come nel Piccolo Principe che che metteva nella teca la rosa. Per noi è un nuovo sviluppo economico. Molte imprese sono proprio orientate in questo modo, in questo orizzonte praticamente. Faccio solo un piccolo esempio, sono dati ovviamente che si possono trovare tranquillamente. Il Veneto vanta un bel primato, quindi sulle aziende del rinnovabile che lavorano dal fotovoltaico, ma penso anche alla geotermia e a tante altre cose. Sulle prime 4 province italiane su numero di imprese praticamente che lavorano in questo settore, Vicenza, Padova e Verona sono la seconda, la terza e la quarta. Quindi il potenziale di sviluppo italiano sul discorso delle rinnovabili, vi dicendo quindi la transizione ecologica, vedono il Veneto molto, diciamo, tra i primi posti. E indirettamente avere queste aziende qua che sono manifatturiero veneto, piccole aziende, medie imprese, praticamente porta occupazione, porta sviluppo, porta indotto economico. Ecco, noi ci rivolgeremo sicuramente ai cittadini vi dicendo, ma siamo molto contenti di avere le prime imprese che ci contattano, che ci chiedono, che vogliono appoggiarci, diciamo, perché fanno parte di quel green job che sarà il futuro. Alcuni paesi europei sono un po' più avanti di noi. Noi sinceramente alcune forze che vogliono andare a governare sono un po' troppo conservatrici, diciamo, e poco indirizzate verso uno sviluppo che sta andando all'Europa. Grazie, allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi quest'oggi, grazie a Gianantonio Darè, europarlamentare della Lega, grazie a Sara Moretto, deputata di Italia Viva, e Enrico Bruttomesso, portavoce di Europa Verde. Una buona giornata e un buon lavoro, insomma, che vi attende, immagino, sicuramente molto anche in queste calde giornate che ormai ci avvicinano al Ferragosto. Grazie e buona giornata. Un saluto. A voi. Ecco, grazie. Allora noi ora continuiamo, abbiamo ancora delle notizie di cronaca, in modo particolare andiamo ora a Conegliano, ve ne abbiamo parlato anche ieri sera, Conegliano, dove stanno proseguendo a ritmo serrato le indagini per individuare i 4 soggetti che domenica notte hanno fatto il bagno completamente nudi nella fontana di Nettuno. Fatevi avanti perché tanto vi troviamo, sono le parole del sindaco Chies. Sentiamo. Ma io li definisco semplicemente 4 imbecilli, probabilmente il caldo, l'alcol, la luna di notte, ma mentre su questi 2 fattori possiamo lavorarci, sull'imbecillità delle persone e la maleducazione no. Per cui io gli consiglio di farsi vivi loro prima possibile, perché adesso stiamo analizzando le telecamere insieme a tutte le forze dell'ordine e vi assicuro che li troveremo e sarà meglio che si costituiscano da soli, perché quando li troveremo applicheremo il massimo della sanzione. Filmati e fotografati da un cittadino con lo smartphone e catturati dal sistema di videosorveglianza, potrebbero avere le ore contate i 4 soggetti che domenica notte si sono buttati nella fontana del Nettuno in pieno centro a Conegliano completamente nudi. Non è una goliardata, taglia corto il primo cittadino, anche perché fa male all'immagine della città del Cima. E invito tra l'altro chi fa queste foto a chiamare immediatamente le forze dell'ordine, perché abbiamo visto negli ultimi episodi che le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e hanno subito identificato e
sanzionato le persone, per cui invito chiunque veda fatti del genere a chiamare subito le forze dell'ordine. Se beccati, la punizione non solo sarà massima in termini economici. L'ultimo episodio risalente all'anno scorso in cui sono state rovinate delle immagini della Lilt, le persone sono state individuate e messe ai servizi sociali. Questo è quello che deve essere fatto, per cui più che multe bisogna fare in modo che capiscano con ore di lavoro a favore della comunità. Linea dura che convince anche i cittadini, l'inciviltà va combattuta, troppi segnali di preoccupazione in questa pazza estate 2022. Non li considererei dei vandali, ma delle persone ignoranti e maleducate. Non so se sia dovuto alla situazione degli ultimi anni che ha portato i ragazzi, e non solo i ragazzi, anche le ragazze, a fare quello che volevano, oppure che siano magari i genitori che non li seguono più come venivano seguiti i ragazzi una volta. Aggiungo solo che si crea un danno d'immagine al comune, a tutto il nostro territorio, che sommato a problemi di baby gang o di scippi che si stanno verificando sempre più frequentemente danno un'idea alquanto pericolosa e sbagliata di tutta la nostra area. Non va bene fare una roba del genere in città, non è decente. E sono d'accordo con lui che devono essere puniti. Ed ancora cronaca da Padova, una busta con 3 proiettili all'interno è stata scoperta al centro meccanografico delle Poste di Padova, era diretta in Sardegna. Non è sfuggita ai controlli di sicurezza operativi all'interno del centro meccanografico delle Poste di Padova la busta con all'interno 3 proiettili spedita da un cittadino di Ponte San Nicolò in Sardegna, in provincia di Oristano. Gli addetti del centro meccanografico hanno avvisato la polizia che ha sequestrato il plico su disposizione della procura. Nessuno dei 2 soggetti, né il mittente né il destinatario, sono soggetti pubblici. Indagini sono in corso per capire di che tipo di proiettili si tratti e soprattutto delle motivazioni legate alla loro spedizione. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, un buon pomeriggio, ci salutiamo come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Pressione in diminuzione e ciò determinerà qualche breve episodio di instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 12 agosto. Sul Veneto tempo variabile, un vortice in quota sfiora la nostra regione. Avremo schiarite alternate a cielo nuvoloso nel corso della giornata. Occasionali rovesci e temporali sparsi con il passare delle ore, meno probabili tuttavia sul Veneziano e sul Rodigino. Temperature come detto in lieve calo, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece oscillanti tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo momenti soleggiati nella prima parte della giornata, a seguire locali piogge sparse, qualche schiarita poi in serata, sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino sole e nubi, mentre nel pomeriggio si formeranno dei temporali. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.